80 anni fa, il 25 luglio del 43, dopo la riunione del Gran Consiglio, Mussolini venne destituito e arrestato. La notizia fece il giro d'Italia e a casa di Alcide Cervi, i cui 7 figli furono massacrati dai fascisti pochi mesi dopo, ci fu la prima pastasciutta antifascista. Una festa di pace in un momento di guerra, con il burro e il parmigiano presi a credito per dar da mangiare a più persone possibili. Oggi, esattamente 80 anni dopo, la pastasciutta antifascista di Rosà non si terrà, perché la sindaca Elena Mezzalira ha deciso di non concedere l'uso del parco di San Pietro all'Ampi di Bassano, Marostica, Valbrenta e dall'altopiano dei 7 comuni. Il motivo? Per la prima cittadina non si tratterebbe di un appuntamento conviviale o culturale e quindi non andrebbe a collimare con la concessione del parco pubblico. Apriti cielo, una pioggia di critiche caduta sull'amministrazione rosatese, aprendo una polemica che potrebbe rapidamente diventare a carattere nazionale. Un attacco durissimo è arrivato dalla CGIL di Vicenza, mentre Rifondazione Comunista parla di amministrazioni di centrodestra che utilizzano argomenti pretestuosi per impedire di mantenere vivo il ricordo della lotta di liberazione dal nazifascismo. E la consigliera regionale del PD, Chiara Luisetto, dice che le motivazioni legate a disordini e ordine pubblico citate nelle comunicazioni del sindaco con gli organizzatori sono inaccettabili. Una scelta, quella della Mezzalira, accusa Luisetto di pura strumentalizzazione politica. La risposta della prima cittadina di Rosà non tarda ad arrivare. Eccola integralmente. Solo venerdì abbiamo ricevuto la richiesta di realizzare questa manifestazione in un'area verde che è regolamentata dal comune e che ne prevede un uso socio-ricreativo. Il titolo dato all'iniziativa, che è Pastasciutta antifascista, forse fa intendere che non si tratti solo di un evento conviviale o culturale, tanto che la strumentalizzazione che ne è stata fatta anche in data odierna dalla consigliera regionale del PD e la sua presa di posizione mi lascia alquanto perplessa. Quindi noi come amministrazione non ci sentiamo di consentire l'utilizzo di quest'area per questa finalità, sono liberi di trovare un'altra sede per la stessa iniziativa. L'Ampi ha deciso di non replicare. L'unica replica sarà affidata al silenzio di un flash mob che si tiene in serata nella zona in cui si sarebbe dovuta tenere la pastasciutta antifascista. Ma i ben informati riferiscono che la vicenda è appena iniziata.